È meraviglioso quando la cultura raggiunge le persone nei luoghi di aggregazione, come ad esempio un centro commerciale. Ecco che inauguriamo oggi la prima puntata di una rubrica tutta nuova, Cultura in Centro. Ospite della prima puntata l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico. Molto buio, Femociaro, buonasera. Grazie assessore di essere qui con noi. Ormai famosissimo, la seguono in tanti. Ah sì? Dove sei? No, intendevo da casa. Ah, sei partito adesso? Dai, dopo andiamo a bere una cosa. No, nel senso che è talmente famoso che ormai la seguono nelle sue iniziative. Senz'altro. Oggi parliamo di cultura, assessore. Bravissima, Ecco, senz'altro. Bravissimo. Come affronta il tema della cultura nel suo comune? Allora vedi, noi nel nostro comune riteniamo che la cultura sia più importante. Perché Sia importante, sì. un paese senza cultura, dico sempre, è come un paese dove che la cultura non c'è. Senza insomma cultura. È abbastanza ovvio. Grazie. Ecco che noi abbiamo caro sostenere tutte le forme di cultura. Cito solo ad esempio quelli che impitturano, gli imbianchini, ma che li fa bianco fa anche più fantasia, mette più... I pittori? Pittori. Sì, lei dice Sosteniamo ad pittori, esempio... li sostenete con forza, Senz'altro. sì. Teatro, musica. I poeti. Cioè, però, noi non ne abbiamo... Scusi, mi permetto, perché fa così? No, per carità che c'è anche tutte le forme di cultura sono ma importanti, se lei anche la poesia. Vede, l'ha ripetuto, se lei fa poesia così sembra una forma di giudizio nei confronti... Assolutamente, non abbiamo niente contro i poeti. No? Ma no, vede, se lo fa così sì, sembra che abbia qualcosa contro i poeti, cioè non è carino, no? Poi tra l'altro voglio dire, la poesia è una delle forme di arte più apprezzate. No, però in generale, questo avevo il dubbio, assessore. Ecco che noi riteniamo quanto importante che sappiano che la cultura entri dentro le persone. Sì. Abbiamo infatti attivato un'iniziativa proprio che dice nutriti, nutriti di libri. Libri, molto bello, molto Infatti bello. l'abbiamo chiamata un pasto di libri. Carina, bella, un pasto di libri nel senso di un pasto, anche un pasto, no? Capito? Cioè come figura, come mangiarli proprio. Sì, però chiaramente insomma non è che... Sì, no, mica ho provato a mangiarli, ho da dire la verità, a parte i libri di cucina che qui ancora, ma ti resta tutte le cartine. No, ma che te resta? Per piacere, assessore, siamo... non è che si deve cibare, lasci stare. E quindi avete fatto in ambito... Una rassegna? Una rassegna. Bello. E abbiamo 3 eventi di punta, se mi è concesso, Certo, siamo qui apposta. Ad esempio, domani sera, nella prima serata della nostra manifestazione sui libri, ci sarà un veneto che racconterà la sua esperienza di usura che lui ha però denunciato, è riuscito a denunciarla e ce la racconta col suo libro che si intitola Mi non dico niente ma neanche no tasso. Tasso? Sì. Direi che più che un libro di denuncia, un libro da denuncia. Senz'altro. Abbiamo poi la presentazione di un libro che racconta la storia di 2 giovani laureandi che dovevano fare la laurea, ma dalla tensione gli scioppava la vena del collo, proprio scioppava la vena del collo, e il libro si chiama Ipertesi per chi è a fare Ma l'ultimo capolavoro che andiamo a raccontarvi sarà la riedizione del vecchio successo di Pirandello, Uno Nessuno 100.000, nella nuova riedizione che è Uno Nessuno 50 euro, perché adesso per piacere il vecchio cogno e siamo... Sì, lasci stare, mamma mia. Vabbè. Noi vi aspettiamo tutti quanti. Sì, vi aspettiamo anche noi, quindi chiudiamo la prima puntata di Cultura in Centro. Ricordati che leggere è importante. Lo dice il sottoscritto che non è tanto afferrato perché l'italiano non è la mia lingua madre, non è neanche la mia lingua padre. Secondo me non sa neanche a parenti. Senz'altro.